Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane, una puntata tutta dedicata a quello che possiamo definire un evento storico per l'economia del territorio veneto. Vi racconteremo infatti nei prossimi servizi la fusione tra le associazioni degli industriali di Padova e di Treviso. Cominciamo dal primo servizio. Mi alternerò con Massimo alla guida dell'associazione in questo primo biennio di attività, per affrontare i temi e per realizzare quegli obiettivi condivisi di cui vi parlerà tra poco. Treviso e Padova costituiscono uno dei territori chiave per l'economia nazionale. Lo sanno bene i presidenti delle associazioni di industriali delle due province che nei giorni scorsi hanno siglato l'accordo che concretizza un percorso partito nel 2017 che ha riunito sotto un'unica associazione oltre 3.300 imprese. Si chiama Asso Industria Veneto Centro e sarà il nuovo vertice che con Milano e Bologna costituirà il secondo triangolo industriale della nazione. Oggi nasce Asso Industria Veneto Centro, nasce dalla fusione di Padova e Treviso. Gli obiettivi sono quelli di dare maggiore rappresentatività alle nostre imprese, sono quelli di dare anche maggiori servizi, essere sempre molto radicati e presenti sul territorio e riuscire a dare voce a quelle che sono le richieste, le istanze del mondo economico che noi rappresentiamo. Abbiamo bisogno di un territorio competitivo e quindi deve essere un territorio coeso, un territorio che metta a sistema le eccellenze che ha e quindi crea una competitività e che dia questa competitività alle aziende. Alleati per competere dunque, un'azione che Un'Industria Treviso ha già intrapreso con la pubblica amministrazione scegliendo la via della semplificazione e un percorso che oggi continua e si rinnova aggregandosi con Padova per costituire un sistema sempre più virtuoso capace di competere nell'economia globale. Una nuova dimensione quindi che unisce oltre 280.000 addetti e si colloca al primo posto come potenza economica della regione. Noi abbiamo aziende che hanno 5 dipendenti, 10, 50, 100 e anche 1000, però hanno avuto la capacità di fare rete. Ecco, questa rete noi imprenditori la dobbiamo fare di più. Queste imprese devono sentire lo stimolo di crescere o lo stimolo di mettersi insieme. Questo vuole dire Assindustria Veneto Centro Imprenditori Padova e Treviso. Questo è un percorso che noi abbiamo già iniziato, che abbiamo visto che dà degli ottimi risultati e perciò io penso che il dialogo sia fondamentale. I prossimi passaggi saranno con il 23 effettivamente nasce oggi viene firmato l'accordo, con il 23 ci sarà formalmente la nuova associazione e si partirà col 1° di settembre.